insieme le chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti trucs e mostiri. Ogni dì si fa così, tutto plumier do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti a la mamma, tutto plumier do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti a la mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti a la mamma. Frus, all'arrivat, signor Timp! Non indovineres mai c'è che mi è succeduto. Dai, su po', provate a indovinare. Ah, giuste, non potes farlo fin quando non dopri le mie famose formule magiche, Fas un passadrete e poi un geromete, tocchiti la lingua, metti un dettagliato, concentriti un'evore e siere con la clava. Chiali mio, soi biel, ti porti un enigma e anche indovinel. Allora? Allora? Non veso anche mo indovinato, ma c'è mutisa al possibile, eppur alle così evidente. Chi ha like me? Va bene, us do un suggerimento. Io, proprio io, sono stato scelto per fare il giudice al campionato del mondo de cioccolate. O sono stato scelto tra miliardi e miliardi di esperti di cioccolate. E sapevo perché? Perché il mio voli al vio il suo colore perfetto. Il mio nas al nule il suo profumo aromatico. La melenghe e cerce la cioccolata perfetta. La mia man e tocchie la dolce mistura e la mia orele ascolta il rumore de cioccolate quant che tu crustulis e tu gramolis. Dal sicuro i miei sensi sono una vora di sviluppazza per conoscere la miglior cioccolata del mondo. E voi altri, veso i 5 sensi di sviluppazza, vonde? C'è buina. Maman! Storie di Marilù e dai 5 sensi. Proprio belle queste storie. Sas tu, arbol di mamma, e fevele di une fruttine che hanno Marilù e che chiate tal sottorzionà 5 personaggi un'evore stranis. E un arbol savi che i fasaran capire c'è tanti robis importanti sui nostri 5 sensi. Sas tu quai caso? La viste, l'udide, il tast, l'odorato e il gusto. C'è bien, calzaresse anche tu potessi sfevelarmi ogni tanto. C'è spettacolo che sbosco. Qui sasso arriverai a viodi gli spaveis che si platin da urdai arbol. Vele ca! C'è maravè! C'è spettacolo de nature! C'è fortunate che sono state! Mandi, signor Voli? Scusa se tal dis, ma
Alle un evore strani vi di un voli a tordi pesore. Oh ben, piccolo e insolente che non tu sei altri. Per tua informazione tu has di sapere che no altri svoglio podin là da perdut e che non vin di bisogno di nulla e di nessuno. Scusa, non volevi offenditi. Stavi dome di sil che per soliti voi stan ben plantas des musis des personis, in bande dal nas e so des ceis. Postai, ma visiti così no la parte più importante del cuore. E parcè la più importante. Has tu veduto c'è bieli spaveis coloradis che son culit al bosco? E has tu veduto gli uccelli che svolin ad alta al cielo? E gli smusis dai tuoi amici? Allora dimmi, cui ti fasi al vio di tut questo? Tu has proprio te ragione, signor Voli. Forse tu sei sparbabon, tu, la parte più importante dal nostro corpo, se mi diam di te o podin fa tut questo. Finalmente si intendin. Alla die sì, proprio un pic. Però alle ben platat da urdes fueis. C'è bien le musiche che fas. Mi ordi un percussionista. Oh beh, Buondì, signore Orele. Che fasi tu di besole in tal bosco? Perché? Ti pari al forsit che io vedi di bisogno di compagnie? Chiale che a me non mi covente nessuno. Di besolo puoi fare tante robis. Ah sì? E se puoi mai fa une orele di besole? Mi dian di me, tu puoi ascoltare la musica, per esempio, e senti gli sbos dai tuoi amici e parenti, e conosci gli loro differenze, o ascoltare il cipà dai uccelli. E è vero? Forse te è proprio te vero. Tu sei tu la parte più importante dal nostro cuore. Tu puoi dirlo a fuori. C'è bien il prato. Lei è così fof che mi è venuta voglia di distirarmi. Oh, beh, ma le sorprese non sono anche mai finite per voi. Buondì, signore Man. Buondì? E che fasi tu sentate partiere? Ho polsi un momento sulla erba. E è così foffe. Sai tu, è così bel senti la sua chiarezza dolce su tutto il mio cuore. Oh, sai bene, c'è crodis tu. Alle proprie mediane des mans e de piel che tu puoi sentire troppo che le mulisiti il muscoli. O so io a fatti sentire c'è che le ruspi, c'è che le slis, c'è che le chianto freddo. Magari come tu mi disaras che tu... O so la parte più importante del corpo. Vecca, lo sapevo io. E anche signor Voli e signore Orele hanno detto la stessa roba. No, tu hai fidati di che i doi? Sono un evore presuntuoso. C'è giornate strane. Ma che sta? Alle dal sicuro il profumo di una desmes caramelli al limone. Ah, e sarà dal sicuro dentro te borse. Oh, tale ca. C'è anche gole. C'è buina. E tu? E tu la vegni sto fur? Come? O sono sicura che tu mi disaras che... Oh, sono venuto fuori perché tu mi hai sdoprato. Ti sarai tu bene in a quarte, che sono la parte più importante del corpo.
Pensa c'è tanti robis che tu puoi disfare con me. Riconosci il profundes rosis, nasal buon odor dal pan appena disfornato. E la caramelle che tu hai in bocche. Non tu le varessi dal sicuro chiattate se non fosse stato io. Forse tu hai proprio ragione. La par... Calme, calme, calme. E c'è stai visto per di? Tu has di sapere che il profundo al pan appena disfornato non le nue a confronto col suo sapore. Gusta, mastia. Vuoi gli stumetti? E la tua caramelle? C'è gusto e mai c'è la bocchia? Forse anche tu hai la tua par di ragione. Dome che... Veca, come proprio non arrivi a capire più in noi. Sasto, arbol di mamma, come io proprio non sai più a cui coi di crodi. Quest'altra che è il più importante. Si orvoli e dunque la vista, si ore orele e dunque l'udide, si ore man e dunque il tasto, si ore nas e dunque l'odorato, o si ore bocche e dunque il gusto. Pensa, chiare d'aria, ai feste dal tuo compleanno. A ieri in tanti amici d'ogni di te, tanti smusis di chialà. E poi dopo c'è tante gionde, sintiglio tutti cantai auguri sintor di te. E toglià, tutti pacus, per capì c'è cagliere dentri. Ioi, c'è buon il profonde torte cui mi luce, e c'è buon il suo savor. Sicur, i senza son cinque, e alle biel se tu pensi. Cui ti voi, tu puoi disviodi. Culi sorelis scoltai rumors, culis mans totiai odiez. Cul to nas nasai odors e culla bocche gustai savors. I senza han qualitats differentis, ogni dunga l'ha il suo lavoro. Ma dome quanca lavorin insieme e gli par da bon fieste. A formin un biel cor, con la direzione di due maestri di eccezione, il cerviel e il cur. Ah, e è vero. C'è bien le feste che io state in che volte. Tutti i miei sensi mi hanno aiutato a stare un'evore bene. No, non può darsi immaginare di fare di manco di nessuno dai miei 5 sensi. Ma tu, arbol di mamma, falio, o tu mi hai sfevelato? Cui tiei voi protagoniste, ti fas viodi tanti colos, formis luz come i pitos. Sei fortunate che sei state. Tanti sorvoli. Cosa sei taldisma? Le cambia il culo dorat, nasitja parzore il prat, nase bondi tutti flos, o nasa profund seodos. E tu? E tu la vegni sto fuori?
Fasin un giuc. Io dico, se os bois di indovinare in 10 secondi quali sono tra questi li immagini che rappresentano i 5 organi di senso. Vengono stati gli spars dal corpo che hanno a che fare con l'udire, con la vista, col tasto, col gusto e con l'odorato. Se sono pronti? Allora, via! Lis immagins che rappresentavano gli organi di sens erano questi: l'orelle per udire, i voi per viste, la lingua per gusto, il naso per l'odorato e le mans per il tasto. Avevi indovinato? Allora, bravs! Dottor, mi si vile un'aurele! Poc mal, quando scomincerà a battere le mans che mi clami. Sasto vedi, mi è succedute una robe straordinarie. Mi so indormidite finendo di lei una biele storiute sotto dall'arbol di mamma. Pensa che tal sion, l'arbol di mamma mi ha fevelato e mi ha aiutato a capire che i nostri 5 sensi sono una vera importanza e che insieme sono una forza. E tu? Che pensi tu? Arriveresti a fare di manco il di un di loro? Lo chiapperai per un no. Mamma. Ieri vade la giornata, pasaremo le ridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni di si fa così, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan.